Disservizi, segnalazioni di cittadini ed il recente aumento delle tariffe hanno indotto il sindaco di Agrigento Marco Zambuto ad annunciare la probabile rescissione contrattuale con la società Girgenti Acque. Zambuto nei prossimi giorni avvierà le pratiche legali per chiedere alle autorità competenti la chiusura per giusta causa dei rapporti con la società che gestisce il servizio idrico integrato. Nella sua azione il sindaco di Agrigento cercherà la collaborazione anche dei suoi colleghi sindaci dei comuni che fanno capo al lato idrico. Sabato scorso, in una conferenza stampa all'ex collegio dei Filippini, il sindaco Zambuto ha letto alcuni brani di un dossier realizzato da Carmelo Salamone, ex amministratore delegato di Girgenti Acque, dimessosi recentemente. Secondo quanto affermato da Zambuto, Girgenti Acque è stato il serbatoio delle aziende private. Nell'esclusivo interesse della collettività agrigentina, il sindaco ha annunciato anche la consegna alla Procura della Repubblica di Agrigento di tutti i documenti in suo possesso. Sono stati denunziati fatti per i quali, a carico della società Girgenti Acque, che è una concessionaria di un servizio pubblico, perché è la società che gestisce il servizio idrico, e quindi a carico di questa società vengano ribaltati i costi di altre società, di società terze, di società di privati, con la naturale conseguenza che poi a pagare questi costi siano i cittadini, e vedi caso abbiamo un aumento delle tariffe proprio in queste settimane alquanto discutibile e che abbiamo contestato, portando risultati che oggi fanno sì che la nostra città sul piano formale esce dall'essere da una situazione di infrazione dal punto di vista della depurazione, e quindi abbiamo tutto pronto perché possano partire i lavori. Esce da una situazione critica dal punto di vista della rete idrica, ma sicuramente questo non può consentire di tenere gli occhi chiusi rispetto a dichiarazioni gravi